Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Medi Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta, uova di Pasqua al latte Balocco 150 grammi a 4,99 €. Caffè Lavazza crema e gusto 2 per 250 grammi a 7,99 €. Fragole confezione da 500 grammi a 2,29 €. Succo di frutta Santal Plus varie gusti 1 litro a 1,79 €. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. La domenica sino alle 20. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. EMI, cos'ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché è EMI. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. EMI Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis dalla redazione, benvenuti al notiziario di Radio Stella. Iniziamo subito oggi con la cronaca giudiziaria perché si aprirà il prossimo 29 aprile davanti alla Corte d'Assise di Cagliari il processo per l'omicidio di Marco Mameli, il giovane operaio di 22 anni originario di Ilbono ucciso a coltellate durante i festeggiamenti del Carnevale a Barisardo il 1 marzo 2025. L'unico imputato Giampaolo Migali, 28 anni, di Girasole, è ritenuto dagli investigatori il responsabile del delitto. A disporre il rinvio a giudizio è stata ieri la giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lanusei Paola Massidda, che ha respinto le richieste avanzate dalla difesa. E questi quindi sono gli aggiornamenti relativi all'omicidio Mameli. Se ne parlerà quindi per i prossimi sviluppi il 29 aprile davanti alla Corte d'Assise di Cagliari. Continuiamo ora il nostro notiziero, ci trasferiamo a Tortolì. È stato aperto un dibattito in questi giorni relativo alla crisi dei commercianti del corso Umberto, un grido di dolore per la pedonalizzazione del corso ormai da 2 anni con il rischio di chiusure di diverse attività. Ecco, per parlare di questa situazione abbiamo il piacere di avere in videocollegamento con noi il consigliere con delega alle attività produttive del Comune di Tortolì, Fabrizio Annaruma. Buongiorno Fabrizio e grazie per buongiorno a tutti. Per aver accettato il nostro invito. Consigliere, allora lei come avrà letto
i commercianti quindi lamentano che dalla chiusura, queste gravi perdite, un'attività addirittura ha esposto un cartello di prossima chiusura. Ecco, che cosa si sente di dire loro? Intanto assolutamente, insomma, questa problematica della chiusura, insomma, questa dinamica della chiusura ci colpisce, perché comunque è un'attività che viene a mancare purtroppo per un discorso di crisi complessiva. Io andrei a individuare queste cause in un fenomeno ben più largo, che è quello di dimensioni sicuramente maggiori a quella di una crisi data da una pedonalizzazione di un'area. Purtroppo viviamo in un contesto temporale in cui questo fenomeno, così come ho già accennato anche nei giornali, della desertificazione commerciale colpisce su tutti i fronti le attività produttive con sede fisica. Tutto questo perché comunque si ha un cambiamento di abitudini generali da parte dei consumatori. Abbiamo un rincaro sulle locazioni, abbiamo la pressione fiscale che incide maggiormente oggi più che mai, costi di gestione, ma in particolare l'avvento dell'e-commerce. Dati di Confcommercio dicono che l'e-commerce negli ultimi 12 anni ha incrementato il fatturato passando da 31 miliardi di euro a 62 miliardi di euro, per un incremento di circa il 98%. Questo lascia dire lascia poco spazio a pensare che alcune purtroppo dinamiche di chiusure siano dettate da fattori di gestione propria piuttosto che di un contesto di organizzazione di viabilità o quant'altro. Il settore più colpito è sicuramente l'abbigliamento, che conta di chiudere ha già chiuso con un 40% circa delle attività sul territorio nazionale, attività fisiche parlo, quindi con sede. Io però, al di là se me lo consenti Federica, al di là di focalizzarmi solo appunto su un discorso innanzitutto a carattere complessivo nazionale, vorrei entrare nella specificità del Corso Umberto. Assolutamente. Tra l'altro è il cuore a cui noi amministratori teniamo, ma così come tutti i cittadini, perché abbiamo realizzato un'area assolutamente vivibile sia per le famiglie che comunque sia anche a parer mio, anche per i commercianti che vogliano in qualche modo anche probabilmente stimolare e incentivare le uscite delle famiglie con qualcosa anche di proprio. Ti dico, relativamente ai dati ufficiali del nostro ufficio SUAP, vi do giusto dei dati proprio perché sono necessari alla comprensione della dinamica che stiamo vivendo, insomma. Le comunicazioni ufficiali di cessazione attività per quanto riguarda la specifica proprio del Corso Umberto, negli ultimi 3 anni. Nel 2023 c'è una sola comunicazione di cessazione attività. Nel 2024 ci sono 5 cessazioni di attività, però va analizzato perché ci sono 2 pensionamenti di commercianti, per cui non c'è stato neanche probabilmente un ricambio generazionale o un passaggio di azienda, insomma, di acquisizione. Nel 2025 una sola chiusura. Per farvi capire che la dinamica non è solo in Corso Umberto della problematica delle chiusure, contrariamente vi dico che su tutto il territorio purtroppo nel 2024 abbiamo avuto circa 56 chiusure, nel 2025 29 chiusure. Questo per dare una lettura ben più ampia che fa capire che probabilmente anche dove c'è un doppio senso di viabilità o dove ci sono ampi spazi per parcheggi, in realtà la problematica che vive il nostro territorio, così come nel contesto nazionale, è precisamente la stessa. Quindi, ulteriori dati l'abbiamo. Dimmi. Ulteriori dati sono per esempio la chiusura negli ultimi 12 anni di 156.000 attività, oltre un quarto delle attività totali sul territorio nazionale. È molto significativo. Dimmi Fede. Assolutamente. Però così, con questi dati quindi a livello nazionale il rischio è quello che i centri storici poi si svuotino delle botteghe, quindi dei negozi, è quello che poi lo scenario può diventare solamente un luogo turistico di bar e ristoranti, cioè questo poi è il timore che i centri si svuotino delle storiche attività. Assolutamente sì.
e questo crea anche un fenomeno di tristezza nei nostri, ovviamente, chi lo vive proprio tutti i giorni. Però ripeto, è un trend nazionale quello che tanti, anzi anche questo europeo se non mondiale, infatti hanno poi rimediato con delle leggi un po' più restrittive in alcuni posti in particolare, dove tanti locali vengono convertiti in termini di destinazione d'uso per rinnovarli come bar o ristoranti, piuttosto che interi edifici poi vengono convertiti in strutture extra-alberghiere pronti per la ricezione turistica legata alla stagionalità. Vero è che sempre nel Corso Umberto abbiamo tante attività che nascono purtroppo solo nel periodo stagionale, ma io su questo tema mi va giustamente da amministratore di dare anche delle proposte, degli stimoli agli operatori. Ecco. Con molto entusiasmo vi racconto proprio di ieri sera una riunione si è svolta qua nell'aula consigliare del comune, dove c'è stata una grandissima partecipazione di privati e non per quanto riguarda la manifestazione che si terrà qua il 2 e 3 maggio relativamente alle corte. Sono un'attività un'iniziativa a cui il comune di Tortolì ha aderito subito grazie alla Camera di Commercio. Quindi cosa posso suggerire intanto assolutamente ai miei colleghi, perché poi sai benissimo Fede che anche io sono un imprenditore, certo, in una parte un po' più avanti del Corso Umberto, è quella assolutamente di pari passo con l'attività amministrativa che si sta muovendo assolutamente per creare le condizioni migliori affinché si sviluppi il commercio, affinché si sviluppi anche a livello turistico ovviamente il paese, e penso che questo sia ben constatabile sul territorio con investimenti e con altre cose, insomma, che anche l'operatore di Corso Umberto piuttosto che di Corso Monsignor Virgilio, di via Monsignor Virgilio, cosa può fare? Può intanto rendersi anche un po' protagonista creando un'unione di intenti tra i commercianti stesso, legandosi per dire o creando addirittura un centro commerciale naturale nuovo, piuttosto che agganciandosi a dei programmi che sta svolgendo la Proloco o anche altre associazioni. Non ultimo, io ricordo che per dire la Regione ha appena messo un bando sulla possibilità di finanziamento di del 90% fino al 90% a fondo perduto delle spese ammissibili per qualsiasi realizzazione di programmi annuali di promozione tramite il centro commerciale naturale. Quindi anche là, se il Corso Umberto, cioè chi è insediato nel Corso Umberto, volesse costituire un centro commerciale naturale, queste per dire potrebbero essere ottime opportunità per creare le condizioni per attirare i cittadini, insomma, piuttosto che chi viene a trovarci tutti i giorni dai paesi limitrofi, a passeggiare, alle famiglie a uscire, e quindi incentivare anche gli acquisti per le proprie attività. Questo secondo me è già una buona formula di coinvolgimento e anche per riattivare un po' e stimolare il tutto. Perfetto, consigliere, lei sarebbe disponibile a un confronto, un incontro, qualora lo dovessero chiedere, appunto anche per parlare magari anche di queste soluzioni, di altre soluzioni, insomma comunque avere un confronto? Assolutamente sì, assolutamente sì, e dico pure che comunque noi abbiamo sempre avuto interlocuzioni con loro, sia in maniera ufficiale qua nell'aula consigliare, con pressoché, mi sembra di ricordare, quasi tutte le attività esercenti nel Corso Umberto in particolare, ma insomma le porte qua sono sempre aperte. Insomma, io sono assolutamente a disposizione per quanto riguarda il dialogo, trovare soluzioni e confrontarsi, certo. Chiaro. Ultima domanda, avete annunciato un investimento da 5 milioni per il restyling del viale Monsignor Virgilio, ce ne parla un po' di questo progetto? Come no, con enorme piacere e orgoglio. Allora, sì, è un investimento importantissimo che segnerà secondo me la svolta per i prossimi, mi auguro, 40 anni del nostro paese. Sarà della nostra città, chiedo scusa. Sarà un investimento pubblico di circa 5 milioni di euro
a cui è collegato un investimento di altrettanti 5 milioni di euro da parte di un privato che realizzerà un'importante attività lungo il corso principale di Tortolì, in cui, ci tengo a precisare, in un accordo pubblico-privato abbiamo anche inserito un accordo con la previsione di circa 70 posti auto usufruibili da tutti i cittadini all'interno del piazzale dell'attività. Parliamo dell'area Expo-Ra. Parliamo dell'area Expo-Ra, sì. Tra l'altro stiamo andando a creare un accesso che consentirà di entrare e di convogliare anche durante la passeggiata i pedoni anche e coinvolgere la piazza Rinascita per dare un'apertura anche a quella piazza che da anni invece vive un attimo di sofferenza come presenza di pubblico, insomma. Però abbiamo anche là investito nella cura del verde, assolutamente, in un'area cani, in un'area per cani appunto dedicata, con dei giochi nuovi, insomma ci stiamo muovendo su più fronti e questa sarà davvero una svolta epocale. Sì. Chiaro, sul viale i lavori prevedono anche una pista ciclopedonale? Assolutamente sì, tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che ovviamente è portato avanti anche il progetto relativo a quella che noi chiamiamo volgarmente il multipiano, ma in realtà l'abbiamo ribattezzata Prazittona. Sì. Anche là c'è un investimento da circa 1,5 milioni di euro. Sono tutti progetti che partiranno tutti assieme presumibilmente a ottobre, nell'imminente fine stagione, e che si muoveranno proprio tutti assieme per realizzare insomma il migliore dell'intervento. Pista ciclopedonale, assolutamente sì, si collegherà proprio dall'incrocio subito dopo il corso Umberto a scendere fino nel progetto del restyling fino al Palazzo Usala, diciamo, e poi da là, insomma, con altri progetti verrà collegato fino addirittura al porto di Arbatax. Alcuni interventi sono già in opera e sono quelli sempre riguardo la pista ciclopedonale in prossimità della Saipem, e quelli sono già avanti, ma sono tutti progetti che verranno collegati, insomma. Ottimo, chiarissimo. Io la ringrazio. Prego, concluda. È una città che si evolve e si affaccia sicuramente alle dinamiche di una città proprio di carattere europeo, insomma, sarà veramente qualcosa di spettacolare. Quindi un po' di sacrifici un po' per tutti, me compreso, e poi insomma si vedrà. Benissimo, chiaro. Grazie mille al consigliere Fabrizio Annaruma per essere stato con noi. Alla prossima notizia. Grazie, buon lavoro. Ecco, abbiamo avuto in collegamento il consigliere Annaruma, ha affrontato la questione della problematica lamentata dai commercianti del corso Umberto, e poi anche ci ha dato aggiornamenti sul progetto di restyling in viale Monsignor Virgilio. Ora noi andiamo avanti, restiamo su Tortolì perché parte dal porto di Arbatax la stagione crocieristica 2026 nei porti della Sardegna. Infatti ieri mattina il primo scalo della nave americana Clio, che ha inaugurato una lunga serie di quasi 300 approdi previsti nei porti dell'autorità di sistema portuale. Dopo i 6 attracchi già registrati a Cagliari all'inizio dell'anno, anche Arbatax entra nel vivo dell'attività accogliendo una nave del segmento lusso con passeggeri in gran parte statunitensi. Complessivamente sono 298 le navi in calendario e 35 le compagnie coinvolte. Tra gli elementi di rilievo l'estensione della stagione anche ai mesi autunnali e invernali. Protagonisti non solo le coste ma anche alle aree interne. I crocieristi della Clio hanno visitato ieri quindi l'Ogliastra e la Barbagia, mete sempre più apprezzate dal turismo internazionale. Andiamo avanti, restiamo su Tortolì. Si sono conclusi i lavori di manutenzione della struttura che ospita le associazioni di volontariato Croce Verde, Avis e Mano Tesa Ogliastra, che si trovano in via Temo. L'intervento finanziato con 40.000 euro dalla regione, 20.000 euro dalle associazioni e ulteriori somme a carico del comune di Tortolì ha permesso di ripristinare le tinteggiature esterne, realizzare un nuovo manto impermeabilizzante, sostituire scarichi
e alcuni infissi. L'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Niedo ha ringraziato le associazioni per il loro impegno quotidiano a favore della comunità, sottolineando l'importanza di garantire assistenza ai cittadini e ai visitatori. I lavori fanno seguito agli interventi precedenti che avevano permesso di ottenere i certificati di collaudo statico e l'agibilità dei locali assenti in passato. Questo lo fa sapere il comune con una nota. Andiamo avanti. Baunei e Osidi invece celebrano 2 nuovi centenari. Baunei, la comunità, ha festeggiato ieri 100 anni di Giuseppina Maddano, una festa circondata dall'affetto di figli e nipoti e anche con la presenza dell'amministrazione comunale. La nipotessa sarà scritta un secolo intero vissuto con forza e coraggio. A Osidi invece tutta la comunità si è unita agli auguri per i 102 anni di Cesare Serra, riconoscendo in questo traguardo una vita ricca di esperienze e emozioni. 2 storie di longevità che diventano occasioni di gioia e celebrazione per l'intera popolazione. Ricordiamo inoltre che Osidi è un vero e proprio paese dei centenari, con una concentrazione record che talvolta raggiunge un centenario ogni 46-94 abitanti e attrae anche l'attenzione di ricercatori internazionali. Concludiamo con Barissardo, dove riapre il centro di aggregazione sociale giovanile, uno spazio dedicato ai ragazzi dai 13 ai 19 anni per socializzare, divertirsi e sviluppare nuove idee. Da domani, sabato 21 marzo, il secondo piano del centro civico torna a essere punto di riferimento per il tempo libero giovanile, con videogiochi, ping pong, biliardo, giochi di società e attività pensate per favorire la partecipazione e la socialità. Il centro sarà aperto martedì, giovedì dalle 18 alle 20 e sabato dalle 17 alle 20 ed è gestito dalla cooperativa Fiordaliso su incarico dell'Unione dei Comuni d'Ogliastra, un luogo dove stare insieme, imparare e crescere, trasformando il tempo libero in un'esperienza condivisa. Questa è quanto scrive l'amministrazione comunale appunto sulla riapertura di questo importante punto di riferimento per i più giovani. Io concludo così il notiziario di oggi, vi ringrazio per averci seguito, ringrazio come sempre la regia di Roberta Loi. Noi torniamo lunedì, buon fine settimana a tutti e a tutte.